Vicenza. Ipotesi delle mura romane. I fiumi, l'acqua che scendeva, la città che era un'isola, l'insula, le altimetrie, la città di Vicenza, ipotesi di un reticolo, pontili dove potrebbero essere ubicati sul Retrone e sul Bacchiglione, che erano comunicazioni. Questa è Vicenza, un'isola. Poi in epoca romana fortificata. Qui è raccontata le altimetrie, in quest'altra mappa dove si vede benissimo i vari dislivelli. Nelle mappe moderne non si vedono più, non sono elementi importanti. Questa è la porta, un'ipotesi, il giardino Salvi, teatro Verga, le mura, le 4 porte principali, l'acquedotto. Qui abbiamo un'altra ricostruzione, qui abbiamo le pietre che vengono da Sparè, oggi il Maffeiano di Verona, e qui una mappa fatta dalla Cassa di Risparmio, con citati vari ritrovamenti del Corpus Iscrizione Latinorum di Monsem. Queste sono mura invece medievali. Qui di nuovo un tentativo di ricerca, l'inserimento di palazzi più recenti. Ecco il quadrato o rettangolo, i nomi delle vie di Vicenza o delle contrà, e questo è il Duomo. Sotto ci sono degli scavi molto importanti, interessanti, con una casa e una strada. Questo invece è San Lorenzo, dove ho progettato un ascensore per i frati, e qui invece siamo di nuovo all'acquedotto, l'acquedotto cosiddetto romano, che portava l'acqua alla città quando l'acqua ce n'era. Qui c'è il Lacus Pusterla, e qui sempre è ribadito i punti dove fare i pontili. Il progetto presentato è come in Vicenza ma bocciato. Questo è uno schema della porta, schema delle insule, con un altro schema della città. Ecco le porte come erano fatte, l'insula, le misure 77 metri, 80 con gli assi stradali, l'isola, i fogli catastali 4 e 5, la circoscrizione 1, vari punti importanti, soggetti a scavi e ricerche. Ovviamente la testimonianza più importante è il criptoportico, teatro Verga, sotto il palazzo Trissino, il passaggio del Cardo e del Decumano. Un'altra ipotesi di ricerca e di studio. Questa è tratta da ecco qua il criptoportico, una mappa veneta, veneziana,
e questo invece è la riproduzione.